terza puntata di Dimmi Qualcosa in senese. Siamo a Marashi, luogo pulsante della città con stadio annesso e una ricca popolazione di cinghiali. Oggi vogliamo vedere se anche in questo quartiere si parla senese, come si parla, e se sono di più le persone che parlano genovese o gli ungulati nel torrente. Femo in giro. Gambuia. Cos'è sto? Ma c'è qualcuno che parla senese da queste parti? Sono in Bruncon Tengar. Sono inciampato in un buco. Mi sento sempre un professor Bampi e delle volte dico faccio telefonare che vedete posso usare questa parola. Ho 95 anni però il genovese non riesco a parlare. Marchigiano? Ah, anche mio padre è di origine marchigiana. Lucianza e Lucchetta. Già Sea, che lo leggevo con le robe da frigo in un supermercato. All'uscita c'è scritto se vedevano domani. Ah, grande! 20, senza palanche. Il governo, se una la c'ho in miande. E come femo ora? Bisogna darsi una mano. Tra gli altri. Altro che una mano In pe. Lascimi perdere. Me la puoi ridire che non c'è più? Questa è tosta, Sì, signore. Sciando vola. Sì, signora, nella mia scia. Ma ti stai bello sueno? Benissimo, lei? Abbastanza. Sì, se parla. Mi son sardo. Però ti la imparò. È come se lo... Bravo. l'ha messa in testa. In senese parliamo. Una fettina cidrea, se te, se te dato. Poi tiene questo c'è. Ah, i vegani cosa chiediamo? Una baccaia in comune. Mi su senese. Ma sono tanti quelli che parlano a questi o a Marashi? Ma sei senese? Mio figlio parla. Mio figlio no. I nevi no. Che dove lei? Derive, brava. Come si dice? Erbo con un pigia o secca, andiamo a pigiarsi in caffè. Bravo, andiamo. Sono un po' capibolo. Vabbè, ma anche un meglio. No, vabbè, dai. Tanto proprio puro sangue, dimo che non è guai. Quando andavo a scuola lì, parlavano quasi tutti senese e che ha qualche meridionale. Ora che quasi tutti stranieri e qualche meridionale. Ma vi penso che anche i stranieri hanno a parlarlo. In qua c'è salito che sono le scuole. Anche a panchina degli albanesi, a panchina degli indiani, a panchina... Non è niente integrazione. In calabrese gli dico tutto. In genovese è più Un po' meno. Se io ti parlo crotonese, come fai? I rotoni di paglia, sai che sono? I rotoni di paglia. I rotoli di paglia? Le balle di paglia. Bravo! Questo è calabrese! Sottovaluti genovesi! Questo è calabrese, No, sottovaluti genovesi! Ma ti sai anche i senesi? Ma dove sono i senesi? Che siamo rimasti in quattro. Fa l'ultimo vagone che siamo in quattro. E niente, siamo a vedere se a Zena che ne è ancora. Non è che a parte che ti cai a centro proprio senese, sei giù da Rivea o da quello che sono da lì, o del paese. Te sai capire che sono del paese. Bellini, che sapevo finire una poesia di Natale, che invece gente cae, ho connesso con passò, c'è fa che da ogni parte la rio, chi portava letto, e che crave che agnelletti. O celeste bambinetto, se nascivo mezzo a pagina, mezzo anni e mezzo. Me le raccontava mia nonna, o diavolo metteva in scioccoso per quando che ho carbone. Per fare nascere un fiume quando non entra in casa. Ghiaccio tu negro, e aperta, alle cose per ti sciarimenta, a paletta che di me aperta. L'altra volta così tu, aperta. Le vengo per il culo. Mangiava la meglio. Le perché un po' per, ma dice nonno, ma cosa sono per culo? Ho per culo, non è che so chi è, mi sa che ti ho letto. Ti hai fatto bene a dirlo, almeno lo sa. Belin, figlio, che siamo in Zena. Mio papà è proprio genovese pure, in casa parla lui genovese. Stai attenta che a paggia vicino al fuoco brucia. Zazunga! Sono a digiuno. E scossue. È scosso? Sono le stampelle. Sono nati in Calabria, però ma tutti calabresi, c'è pieno di calabresi qua. Parlo senese perché sono 45 che sono qui. E perché te vieni da Veneto? Perché mio papà, mia mamma e i miei fratelli anche
Quando le finì la guerra, le venivo a Pigiame e sono venuto a Zena. E come l'è stato venire a Zena? Come l'è stato? Sì. Che mi quando ho visto un ho detto, mi chi non mi ha messo giù. Mi stavo in Picapria, Begia, Galleria Masini, Purtoia. Tutta quella zona lì è una meraviglia. L'hanno rovinata. Lo so. Come le via Madre di Dio. Begia, la stessa cosa. Una signora, aveva più 35 anni. Però a mia mi ha detto, ti porto già a spiaggia. Ho detto sì. Ma ha detto ti sai cosa ti devi fare? Ti metti i piedi in telegua, ti mesci un po' le manine, ti vedi che ti vedi. Mi ho offerto, sono netta, ho nuotato così. Andavo in barca, andavo a pescare 3-4 ore di notte. E se pescava qualcosa? Le occhiate. Il Luas. I luassi. No, i luassi mi lo pigliano. Mi sono nasciuta a Turiggia. A Turiggia? Te ti è bella, famosa, bella. Bella da Turi magari non mi avessero più giù. Però poi a 3 anni sono venuta a Zena, sono andata a travagliare e mi sono ambientata qui e basta. Il mio cognome, ti sai come è? Barba gelata. A barba gelata. Sì. Bianca o paese a Turiggia di barba gelata. E che sono 7, 1000 metri. È una gigetta che è una meraviglia. Caramella si dice ciappelletta. Sveno, Zena e Mandilli. Mandilli. Nessuno che in giro per me. Perché di scemi. Aspetta un attimo. Volevo presidente. Volevo presidente di chi? Ciao Gianluca, piacere, complimenti per le tue canzoni. Grazie mille. Senti. Sì, sono me. E l'8 dicembre, no, di solito facciamo venire Canterini. sì, a scuola di campo. Alego! Abbiamo avuto un'accoglienza fantastica, ci hanno offerto da bere, caffè. Abbiamo incontrato un sacco di persone che amano il genovese, che vogliono parlarlo, e anche persone di altre varie regioni d'Italia, altre nazionalità, che però in qualche modo sentono un legame forte verso la città. È un quartiere molto vivo, è densamente abitato, ma anche con tanta umanità. Prossima puntata la facciamo nel Levante, quindi ci vediamo presto. E se vuoi sostenere questi progetti trovi tutte le informazioni in descrizione a questo video. Alla prossima! La razza dei genovesi è come quella dei Pelle Rossa. Si sta spegnendo poco a poco. È un peccato per il mondo, cui abbiamo regalato 2 cose grandi come l'America e la torta pasqualina. E bisogna fin d'ora che difendiamo il nostro buon nome. Se no, come adesso dicono che l'America l'hanno scoperta gli spagnoli, diranno che la torta pasqualina l'hanno inventata i milanesi.